Amici di Calcio a 5 Live, un saluto da Lautalusi e benvenuti al Palanselmi Real Fabbrica di Roma SPQV Velletri, gara valevole per la 24esima e terzultima giornata del girone E di Serie B di Calcio a 5. Via si comincia con il primo tempo di Real Fabbrica Velletri. Ancora Jacopo Santomassimo sul punto di battuta, si muove anche Proietti, la palla è corta, Stentella! La sblocca il capitano, sempre più capocannoniere, 16 gol in campionato e Fabbrica avanti di 1. Pallone per Barigelli che intanto controlla il pallone, vuole subito riandare da Santomassimo che la può controllare, poi allarga per Picaio. Ottimo triangolo che si conclude con un tiro fuori misura di Picaio, azione bella però del Fabbrica. 1 contro 1 con 4 occhi, entrato in campo da pochissimo. Morandi fa girare palla il Fabbrica che poi va da De Camillis, ottimo tocco, Morandi filtrante, c'è Picaio, tocco di ritorno, Morandi con la punta e poi arriva il tap-in vincente dello spagnolo Mattias Ariel Picaio che va sotto la tribuna per festeggiare il raddoppio del Fabbrica, ma questa squadra gioca come una famiglia. Stentella addosso a Pompei, ha ritrovato però il pallone in un secondo momento. Santomassimo, Stentella va via con un'ottima giocata, la porta è vuota ed è anche un po' fortunato in questo caso Stentella che fa doppietta e anche 17 in campionato. Il Real Fabbrica vola sulle ali dell'entusiasmo e vola sulle ali del suo capitano. 3-0. Palla dentro, c'è Proietti, controllo, spalla alla porta, rischia tantissimo ed è un 2 contro 0. Pompei vola davanti a Barigelli che salva tutto, ma poi sta andando da Proietti a mangiarselo vivo. Ha trovato il petto dell'estremo difensore Exeur Massimo e stavolta segna il Velletri con il gol di Pompei che si rifà dell'errore precedente, battuto Barigelli nell'azione successiva. 3-1, partita bellissima. Pompei servito, l'autore del gol dell'1-3. Pompei danza sul pallone, ha di fronte però due uomini come Santomassimo e Picaio e non è mai una buona idea. Picaio va via ancora una volta, Picaio è fortunato quest'oggi, Picaio ha spaccato la porta lo spagnolo. Questo è un giocatore, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Se n'è andato un'altra volta ed ha poi tirato un bolide sotto l'incrocio dei pali Pecoraro. 4-1, poker. Regalo, pallone per Santomassimo che solo, Santomassimo a Verde sbarra, anche Giordano sbarra, segno 5-1 del Fabbrica, primo tempo spettacolare e perfetto delle Vespe Cimine. 5-1. Palla dentro, c'è Stentella che ci mette il sinistro e poi c'è la sirena, quindi fine primo tempo, Real Fabbrica 5, Velletri 1, primo tempo spettacolare delle Vespe Cimine. Ci sentiamo fra poco. Si è ricominciato quindi a giocare con il possesso velletrano, con Santomassimo che poi con il petto va da Morandi che poi va a sua volta da Relandini. Fuori dai microfoni, occhio a Pompei, che parata di Relandini che si allunga come Slinky, cannammola di Testori con la gamba e mette in calcio d'angolo. Occhio a Falasca che passa in area, palo, mamma mia non ci credo. Pompei che rischia. Occhio! Non bisogna mai lasciare la strada a Santomassimo che va in scivolata e segna il sesto gol del Fabbrica. Il regalo è dell'ex, è di Musilli, incredibile. Musilli. Acchioni deve girare, è un regalo, occhio perché la porta è vuota e De Camillis approfitta della mancanza del portiere, fa 7-1 per il Fabbrica, goleada delle Vespe. Nel Fabbrica Picaio va via, ancora una volta Picaio fa un'azione strepitosa, è anche fortunato nel rimpallo, poi fa una cosa eccezionale andando da Cristian Biaggi che firma l'8-1, ma ancora una volta Picaio show.
al Velletri. Mancano meno di 4 minuti adesso al termine della partita. 8-1 per il Fabrica, che per questo sabato blinda il quarto posto. Settimana prossima sarà tutto decisivo, ma intanto il Velletri segna ancora con Pompei la sua doppietta e un gran gol. Un giocatore anche lui molto caparbio, che ha fatto valere tanto il suo talento oggi. Doppietta per lui e 8-2, un gol inutile ma abbastanza bello. Arriva comunque il fischio finale, il Real Fabrica continua a vincere, continua a mettere tasselli su tasselli verso la conferma al posto ai playoff. Finisce 8-2 contro il Velletri, grazie dal Palanselmi, perché è tutto da Leo Talusi e a presto. Sì, una buonissima partita, diciamo, messa subito sul piano attuale della nostra squadra. E comunque siamo entrati male il secondo tempo, però alla fine, grazie anche appunto a un aiuto loro, siamo riusciti a andare appunto sul 5-1, se non sbaglio, e quindi sul 6-1, e quindi è stato per loro anche un declino. Poi appunto hanno messo il portiere di movimento e è andata come doveva andare, insomma. Sì, le ultime partite sto vedendo veramente un miglioramento da parte mia, sono felicissimo perché sto aiutando appunto la squadra. Vedremo come va, e sono felicissimo, e soprattutto anche per la prossima stagione, e vediamo. Esattamente, sì, basterà un punto, speriamo bene, vediamo un po', ce la metteremo tutta sicuramente.